italiano e un polacco fermano noi, fermano l'italiano sicuro. Il polacco lo lasciamo passare. Il polacco, Perché in lo teoria lui slovacchi. cosa fa? Va via, cioè va oltre, attraversa l'Austria e se ne va Attraversa, oltre. ma non si Invece fa. noi possiamo andare a lavorare lì, no? Siamo al valico di Coccao, il valico italo-austriaco. Qua passa tutto il traffico transfrontaliero italo-austriaco, i trasfrontalieri italiani, ma anche gli austriaci che poi vanno a Tarvisio. Ogni italiano che passa, ogni trasfrontaliero lavoratore italiano, ogni autotrasportatore viene fermato dalle autorità austriache e diciamo, viene misurata la temperatura col termoscanner. In questo non c'è reciprocità perché dalla parte in entrata in Italia ci sono i controlli, ma non c'è un controllo sanitario con il termoscanner. Va ricordato che questo valico è assurto un po' a simbolo della collaborazione italo-austriaca e della euroregione tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia, ma le autorità austriache, quando hanno deciso di chiudere il confine, lo hanno fatto senza consultare le autorità italiane. Ci dicono anche alcuni autotrasportatori che lamentano una certa discriminazione, cioè mentre gli autotrasportatori italiani vengono tutti fermati e anche molti autotrasportatori rumeni, in realtà gli autotrasportatori polacchi e di altre nazionalità vengono fatti passare senza alcun tipo di controllo. Non possiamo confermare la veridicità di queste affermazioni, ma certo quelle che abbiamo raccolte sono delle testimonianze di autotrasportatori italiani.